Stadio Marco Salmeri di Milazzo, big match del 28esimo turno del campionato di eccellenza siciliana. In palio punti ambiziosi in ottica playoff tra la compagine mamertina e quella rossa-azzurra di mister Andrea Pensabene. Due lunghezze separano infatti in classifica le due formazioni in favore della compagine etnea, che occupa la quarta posizione in griglia. Nell'ultimo turno il Milazzo, reduce dallo 2-2 al regionale di Giarre, ha regolato invece tra le mura amiche del Falcone e Borsellino il Città di Scordia la formazione rossa-azzurra, terna tutta palermitana per l'occasione, affidata a Michele Giordano, sui assistenti Manfredi Canale e Pietro Fardella. Si schierava in campo con un consueto 4-3-3 la formazione mamertina, con Lomanoco tra i pali, a destra Franchina, a sinistra Longo, con Marino e Russo in mezzo, in mediana Alosi affiancato da Abate e Presti, il tridente affidato a Pino, Petrullo e La Piana. Due tra le tifoserie più colorate di questo girone, che anche quest'oggi sono accorse ad affollare i gradoni dello storico impianto di via Grotta Polifemo. Partita che nella gara d'andata terminò per 0-0, assenti per squalifica Caldore tra le fila mamertine, per infortunio invece Asero e Cordaro tra quelle paternesi. Un'occhiata al cronometro per il direttore di gara e si può partire. Prima occasione di marca Milazzo con Franchina al settimo di gioco, che prova a pescare La Piana sul secondo palo, strozzato il suo destro, termina a fondo campo. Si accendono i gradoni del Marco Salmeri quando al 20esimo Franchina mette il cross in aria col mancino, trova La Piana sul binario opposto, cerca assistenza in un compagno, il fantasista palermitano lo trova nel conterraneo Danilo Abate, che predilige la soluzione a giro sul palo lontano. Interessante la sua parabola, non riesce però a centrare il bersaglio grosso. Minuto 22, prova a fare tutto da solo allora Calogero La Piana, slalom gigante di La Piana. Non riesce però a centrare la porta difesa da Mannina. Ancora La Piana 2 minuti più tardi, ubriaca di finte Romero, per poi trovare il piedone di Mannino a sbarrargli la strada. Quando si accende Calogero La Piana sono dolori per Raimondi e compagni. È un monologo del Milazzo sin qui allo stadio Marco Salmeri al 33esimo, infatti ripartenza veloce avviata da Pino, che riesce a duettare con un compagno, nello specifico è Franchina, che lo manda nello spazio. Pino allora si può involare verso la porta difesa da Mannino, prova a prendere il fondo del campo, a fronteggiarlo e Raimondi, palla sul secondo palo, quasi autogol di Gabriele Daniello, che per poco non stava per gonfiare la propria di rete. E alle corde in questo momento il Paternò, imbucata per Abate, ci mette una pezza Mannino, poi arriva La Piana, gonfia la rete al 35esimo, un Marco Salmeri in delirio per il vantaggio della formazione mamertina ad opera di Calogero La Piana, il migliore in campo sin qui, porta in vantaggio i suoi. Ha letteralmente azzannato la partita sin qui la formazione rosso-blu. Paternò non è riuscito a operare occasioni interessanti dalle parti di Lomanoco, se non quando 2 minuti più tardi sarà Taormina a vincere il corpo a corpo con Russo, a presentarsi a tu per tu col portierone mamertino, ma sciupa tutto il numero 11 rosso-azzurro, ghiotta chance della formazione di mister Pensabene al 37esimo, con Giovanni Taormina che non riesce a ribadire in rete il possibile 1-1. Termina così la prima frazione di gioco, a decidere la rete al 35esimo di Calogero La Piana, che ha letteralmente fatto impazzire il Marco Salmeri. Record stagionale di presenze quest'oggi allo storico impianto di via Grotta Polifemo, quando con le nostre immagini possiamo passare al film della ripresa, che si apre ancora una volta un'occasione per i mamertini all'ora di gioco. Infatti corner dalla destra ad opera di Ciccio Alosi. Sul dischetto del calcio di rigore svetta Danilo Abate, che per poco non riesce a correggere in rete il preciso cross dalla destra. Minuto 69, primo cambio per la formazione locale, con Abate che abbandona il rettangolo verde per Crampi. Al suo posto Andrea Ardiri. Al 75esimo fa il suo ingresso in campo anche il giovane Mario Cambria al posto di Fabio Presti. Minuto 83, sliding door di questa sfida, sventagliata di Russo, stoppa col petto La Piana, sombrero a Godino, prova a prendere il centro del campo, atterrato così, non c'è nulla per il direttore gara, che lascia proseguire. Che sombrero però, che giocata alla Neymar Junior di Calogero La Piana, che poi cade rovinosamente a terra, ma c'è la ripartenza veloce del Paternò. Siamo già dall'altro lato, infatti cross di Guarnera, si avventa Lentini, il più classico dei gol dell'ex, ammutolisce il Marco Salmeri. Antonio Lentini fa 1-1 per il Paternò. Tutt'altro che un'esultanza pacata la sua. Alla prima vera occasione ha colpito Antonio Lentini, ancora energia il corpo però il Milazzo per provarci. Stop di Pino, Godino e Mannino non si capiscono. Pino alla porta spalancata, c'è però l'intervento provvidenziale ad opera di Armenio Romero,
che alla disperata riesce a mandare il pallone in corner proprio quando Pino aveva tutta la porta sguarnita. Nel secondo dei 7 minuti di recupero concessi al direttore di gara, spazio anche a Samuel Portovenere al posto di Calogero La Piana. C'ha ancora energia in corpo Pino per strappare, mette il pallone dentro per Petrullo, si gira un fazzoletto ma trova i guantoni dell'ex compagno di squadra e amico Ivan Mannino. Ancora un'occasione di Milazzo con Longo e mette dentro la sfera. Russo a tu per tu con Mannino, era stato pescato in posizione di offside. L'ex Sant'Agata termina così al Marco Salmeri, triplice fischio e game over. Milazzo e Paternò si dividono la posta al termine di una partita incredibile. All'iniziale vantaggio al 35esimo Di La Piana risponde all'84esimo Antonio Lentini con il più classico dei gol degli ex. Si resta così a 2 lunghezze di distanza. A 180 minuti dal termine della regular season, Paternò che ospiterà la Ionica, Milazzo che farà visita allo Scordia.